Quando Jabin, re di Cazor, al venì a Savelu, al mandà avvisare Obab, re di Madon, il re di Simron, il re di Aksaf e i res che erano sulla mon de bande di Zore, te plane di Zodi Kinarot, te conchie e sugli questi di Dor a sorelle Jevad. I cananeos erano a Jevade e a Mont, gli amoreos, i Tis, i Perisis e gli Evuseos sulla Mont, gli Eveos da Pi dall'Ermon, tetiere di Mizve. A partire importanti da Vur, tutti gli schiris, un esdrume di in come il savalon ad or dal mar, con tanti che chiavai e chiars di vapore. Duci che stres, che avevi indit di chiatasi, arrivarin e si camparin insieme d'ogni de saghis di Merom, parran già Israele. Allora il Signor gli disse a Giosuè, non stave pore denandi lor, perché che doman, come comò, tai metarai testos mans tutti a tox. Tu tionceras i sghires dei lor chiavai, e tu daras fuca ai chiars. Giosuè conduce i suoi soldati un rivalis questi che non si spietavin e or plombà parmis d'ogni de saghis di Merom. Il Signor iu mettete mans di Israel che iu batté e ur corre da Ur fin a Sidon la grande e fin a Misrefot Maim e fin a mai alla vallade di Mizpe a Jevade. Iu frucià che non resta viv neanche un di numar. Giosuè iu trattà come che aveva detto il Signor. Urtionciai sghiressa i lor chiavai e al defuca i chiars. In quel frattim Giosuè al tornà in Daur e al chiappà Cazor e al macià il re con un col di spade. Cazor parvieri e era stata la capitale di tutti questi reams. A passare in così a fil di spade tutte che aliere di viv, destinando a svinindrimento. Non resta anime vive, e a Cazor ider in fug. Tutti le città di ches res, tuttune qui lor res, Giosuè li schiappà e li passà a fil di spade, da ur l'ordine che aveva dat Mosè, servidor dal Signor. Partant, tutti le città che erano stati fatti sui ciucs, Israele non urde fug, fale Cazor, che Giosuè le brusà. E tutte la robe portate via di queste città, ne mai comprendus, Israelis iu partar in vie come era fatto. Ma tutte caliere di uman iu passarin a fil di spade, fin candiere. Non resta coppie. C'è che il Signore aveva ordinato al suo famei Mosè gli aveva ordinato a Giosuè. E Giosuè al fase tutte che gli era stato ordinato, cence la safur neanche une sillabe. Alle così che Giosuè al paronà su tutte queste regioni, l'Ismons, tutto il Negeb e tutte la tiere di Gosen, la Conchie, l'Arabe, la Mont di Israele e l'istieri Storator. De Mont di Calach, che gli è de bande di Seir, fin a Baal Gad, te valade dal Liban, da Pit, de Mont dall'Ermon, al chiappà tutti i lor res e iu fase fur. Giosuè urveve fatte guerre a di che res per un grum di timp. Nanti une città non aveva fatto la pace con gli israelis, fale gli Eveos, che erano a sta a Gabaon. A chiappare in due che altri dome assun di guerris. Difatti il Signor aveva deciduto di indurire il cur di queste int contro di Israele, per poter dopo fiscà senza nessuna rimissione, per poter anzi netta via di raspe, come che il Signor aveva ordinato a Mosè. In quel frattim, Giosuè alea svindria a Chis de Mont di Hebron, di Debir, di Anab, di tutte la Mont di Giude e di tutte la Mont di Israele. Al decide di fare fur duttune culi lor vilis.
Non resta un anachit in tutte le regioni da Israelis, fale a Gaze, a Gat e a Asdod. Giosuè al diventà paron di tutta la regione, come che il Signore aveva detto a Mosè. E Giosuè diede in paronanza a Israele, da ur che si era individuus per tribù, e il paese al tiraflat par con di guerre.